Il blitz di Monreale ha portato a 3 le vittorie consecutive del Canicattì, che vede la zona playoff proprio lì a portata di mano. Affronta la formazione del Castellammare reduce dall'1-1 contro la San Cataldese. Vuole rinforzare la propria graduatoria la formazione di mister Pippo Romano, che si affida al consueto 4-3 che vede Valenti tra i pali, linea difensiva con Tedesco e Cammareri sugli esterni. Al centro Maggio e Di Mercurio, in mediana Vittorio Caronia da play, Marinali e Malluzzo ai suoi lati. Tridente offensivo orfano di Taormina, Iezzi, Gargiulo e Angelo Caronia. Risponde il Castellammare con un 4-3 che vede Grimaudo tra i pali, Lobue, Rusello, Barone e Amato in difesa, Lentini, Pizzolato e Cardinale a centrocampo. Tridente con Tamburello, Maltese e Guaiana. 15 punti in classifica per la formazione di mister Moione. Dall'altra parte quella di mister Pippo Romano invece è a 17. Partiamo col film del primo tempo, che si apre con un'azione delle Canicattì dalla destra. Iezzi riesce a servire Marinali, ha difficoltà a girarsi, conclude verso la porta di Grimaudo che para in due tempi. Ancora Canicattì pericoloso, i suoi sostenitori come sempre danno manforte ai beniamini biancorossi. Dalla destra prova a sfondare Cammareri, serve ancora una volta Marinali. Bella la giocata di Marinali che si gira in area di rigore, pallone deviato in calcio d'angolo. Il più pericoloso fino a questo momento il numero 8, quando c'è una chance anche per il Castellammare con il pallone che viene lanciato in area di rigore. Concluso così, ma Valentin, presa bassa, dice di no all'attaccante della formazione di mister Moione. Attenzione nuovamente al Canicattì, Angelo Caronia inventa qui per Gargiulo che si appoggia sulla destra dove c'è Iezzi, può provare il mancino. Iezzi, pallone lento che finisce sul fondo. Siamo al 23esimo, c'è un calcio di punizione per il Canicattì. Sul punto di battuta lo specialista Maggio va col destro, è una sentenza, ancora lui Maggio su calcio di punizione, non può nulla Grimaudo e vantaggio Canicattì 1-0. Ha segnato il difensore centrale, lo specialista dei tiri da fermo. Attenzione però alla reazione da parte del Castellammare, partita che sembra esplodere con Lobue che crossa dalla destra. C'è una torre, Guaiana in area di rigore, non ci arriva, poi la conclusione di Maltese ravvicinata. Bella la parata di Valenti, ma era tutto fermo per fallo in attacco. Sventagliata meravigliosa di Vittorio Caronia per il cugino Angelo che riceve la sfera, se la può portare sul destro, invece preferisce la corrente tedesco all'indietro. Marinali può prendere la mira col mancino, risponde Grimaudo che allontana il pericolo, si salva il Castellammare in questo caso. Formazione ospiti che allora reagisce, conclude così dalla distanza, sfiora solamente il gol Lentini. Partita vivace al Saraceno, 44esimo, ultima occasione del primo tempo. Maltese decide di fare tutto da solo, salta un paio di avversari, va col destro che però Valenti neutralizza in presa bassa. Si conclude così, amici della Wii Sport, il primo tempo 1-0 fino a questo momento al Saraceno tra Canicattì e Castellammare. Decide la punizione di Maggio, partenza flash nel secondo tempo ancora una volta per la formazione di mister Romano. Iezzi col destro, la mette ancora una volta alle spalle del portiere e 2-0 del Canicattì dopo 15 secondi dall'inizio del secondo tempo. Anche Iezzi timbra il cartellino e mette la partita sui binari biancorossi. Canicattì che vuole il colpo del KO, pallone che arriva da Angelo Caronia, classica giocata, se la porta sul destro, a giro Angelo Caronia, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. È una buona occasione. Poco dopo, al 65esimo, ci sarà l'ingresso in campo da parte di Perotti, primo cambio per mister Romano. 70esimo, attacca il Castellammare dalla destra con Lobue, uno dei migliori, pesca Guaiana ma non riesce a trovare l'incornata vincente, il numero 11. 73esimo, attenzione a questa bella azione dei neoentrati di mister Moione con la conclusione da parte di Ba in area di rigore, ma Valenti è superlativo e dice di no ancora una volta, mettendo la sfera in calcio d'angolo. È stato bello anche l'assist da parte di Messina. Entra Sanni Saliu nelle fila del Canicattì. 76esimo, destra, Lobue, cross dentro, il pallone finisce fuori dal limite di Bartolo. Valenti, ennesima parata della partita praticamente perfetta del numero 1 del Canicattì. C'è chance anche per Calabrese al 78esimo. 82esimo, Cardinale sventaglia dentro, ennesimo colpo di testa, Valenti ci mette la mano e poi allontana la difesa del Canicattì. 87esimo, ultima chance con un errore da parte della difesa, Calabrese al tiro. Canicattì che sfiora il 3-0 e poi si può far festa al Saraceno perché arriva il triplice fischio e la quarta vittoria consecutiva per il Canicattì, che va a quota 20 punti in classifica al quarto posto. E adesso si fa interessante il campionato della formazione di mister Romano. Un cordiale saluto amici della Wii Sport, alla prossima.